Ciao famiglia napoletana! Abbiamo alcune ultime notizie che ti terranno con il fiato sospeso. Questa notizia di mercato è davvero esplosiva. Come sempre lasciate un like su questo video ed iscrivetevi al nostro canale. Dopo essere stato acquistato dal Bayern Monaco per 8,5 milioni di euro, Zirkzee ha visto aumentare notevolmente il suo valore di mercato, valutato ormai più del triplo. Il Milan vede in Zirkzee il rinforzo ideale per l'attacco ed è disposto a fare un investimento importante su di lui. Si parla anche di scambi con nomi come Colombo e Saelemaekers, che sono in trattative con la possibile partenza di Osimhen. Il Napoli è alla ricerca di un sostituto adeguato e Zirkzee è nel mirino. Il presidente De Laurentiis si è già mostrato interessato avviando contatti diretti con il Bologna per discutere la fattibilità della trattativa. Il club è consapevole del tesoro che ha in mano con Zirkzee, di conseguenza, ha scelto di rinviare all'estate ogni decisione sul futuro del giocatore, dando priorità alle ambizioni del club nel campionato italiano. È importante notare che nel suo contratto c'è una clausola che consente al Bayern di riacquistarlo per 40 milioni di euro in determinati momenti del mercato estivo. Se il giocatore venisse ceduto ad un altro club, il 40% della plusvalenza andrebbe al Bayern, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla trattativa. Il Milan ha Zirkzee in cima alla lista dei desideri per rafforzare il proprio attacco, con l'intenzione di investire su di lui tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una mossa che potrebbe includere l'uscita da Colombo, valutata intorno ai 15 milioni di euro. C'è una trattativa anche per Saelemaekers, attualmente in prestito al Bologna, le cui prestazioni hanno soddisfatto il club. D'altronde il Napoli sembra essere l'ennesimo interessato a Zirkzee, vedendo in lui il sostituto ideale di Osimhen, che dovrebbe lasciare la squadra quest'estate. Nei mesi scorsi il presidente De Laurentiis aveva già avviato un dialogo sul giocatore, cercando di capire le possibilità di trattativa con il Bologna. Per ora il club rossoblù dà priorità alle proprie aspirazioni in campionato, dove occupa il quarto posto e sogna la qualificazione alla Champions League, contando sui gol di Zirkzee per raggiungere quell'obiettivo. Tifosi, cosa ne pensate di questa possibile acquisizione? Lascia la tua opinione qui sotto e resta sintonizzato sul nostro canale di notizie. Torneremo presto con le ultime notizie sul Napoli. Alla prossima, forza Napoli sempre!